Un ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici, grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. Gianpietro Benedetti è stato eletto ieri presidente designato di Confindustria Udine. Gli industriali friulani si ricompattano quindi attorno alla figura del presidente del colosso mondiale della siderurgia. Ora si attende la presentazione della squadra e il voto dell'assemblea plenaria previsto per metà dicembre. Sentiamo l'intervista al direttore generale Michele Nencioni. È andata benissimo perché c'è stata l'unanimità, oggi era la votazione di designazione del nuovo presidente di Confindustria Udine, avremo altre 2 tappe che sono Consiglio Generale per la votazione della squadra di presidenza, quindi i 3 vicepresidenti, e poi successivamente verrà fatta la proclamazione in Assemblea dei Delegati. Si può sapere qualcosa sul programma? Il programma ha puntualizzato su diversi punti, ha posto l'accento in modo puntuale sui giovani, sull'innovazione, sull'internazionalizzazione e anche sul ruolo delle donne con la Women Empowerment, a cui lui tiene tantissimo. Comunque ha toccato parecchi punti che devo dire sono stati anche condivisi da tutti gli associati che sono intervenuti. Sono stati tutti interventi molto belli anche per l'ingegner Benedetti e poi per la riconosciuta stima che ha. Intanto l'occupazione ha fatto segnare dati negativi nel 2020, lo evidenzia l'IRES su dati INPS, sono calati del 4% i contratti, in particolare a soffrire di più i contratti a tempo determinato nei settori più colpiti dalla pandemia, ovvero commercio e ristorazione. Dopo un quinquennio di crescita, nel 2020 il numero di lavoratori dipendenti nel settore privato del Friuli Venezia Giulia è diminuito rispetto all'anno precedente, un calo del 4% che fa passare da 303.500 occupati nel 2019 a 291.334. È l'effetto della crisi pandemica che si è abbattuta in particolare sui contratti a termine, mentre il blocco dei licenziamenti ha consentito di tutelare l'occupazione a tempo indeterminato. A evidenziare il dato il ricercatore dell'IRES FVG Alessandro Russo, che ha rielaborato dati INPS. Il periodo più critico tra aprile e maggio 2020, con un crollo del numero di lavoratori retribuiti dalle aziende private nella regione di quasi 43.000 assunti, meno 14,6% in un solo mese. A livello territoriale la provincia di Gorizia presenta la contrazione maggiore, che corrisponde a quasi il 10% in meno di giornate retribuite. Nei mesi successivi si è registrato un progressivo recupero che ha riportato l'occupazione più vicina ai livelli dell'anno precedente. I settori che hanno sofferto di più nel 2020 sono stati il commercio, gli alberghi e i ristoranti, a lungo gravati dalle pesanti restrizioni introdotte per contrastare l'epidemia. Le conseguenze negative della pandemia sono state inoltre più evidenti per la componente femminile e per gli under 30, meno 12,7%. Uno dei pochi comparti che ha registrato un aumento dell'occupazione delle giornate retribuite dalle imprese è stato quello dell'assistenza sociale residenziale, che comprende le case di riposo per le persone anziane. Anche i servizi informatici, l'attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti e la fabbricazione di prodotti farmaceutici hanno evidenziato delle dinamiche positive. Per arginare la quarta ondata del Covid, le prenotazioni per la terza dose per i quarantenni in Friuli Venezia Giulia partiranno lunedì e questa è la decisione del governo e della regione, che apriranno le agende con una settimana di anticipo. Lunedì successivo, il 29, dovrebbe scattare la zona gialla, anche se, ha detto il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi, con i dati di questi giorni lo saremo già. Fatto la zona gialla con i numeri di ieri e vedrete con i numeri di oggi c'è già, quindi solo che probabilmente scatterà la prossima settimana. Ormai cioè, il calcolo viene fatto sui dati di ieri siamo sotto di 3. I numeri condannano sempre più il Friuli Venezia Giulia, dove i contagi ormai hanno superato le soglie di guardia. Il nodo resta quello dei confini con Slovenia e Austria, dove la situazione pandemica è drammatica. Mi fa particolarmente spiacere che qualcuno che ci ha accusato di voler chiudere i confini oggi ci dica che questo è un problema. Noi lo diciamo da gennaio dello scorso anno. Purtroppo qui è mancata, secondo me, una solidarietà europea nel governo di questo sistema, cioè i meccanismi di sicurezza e di sorveglianza sanitaria sono stati molto diversi. Con lo stop ad oltre 500 operatori sanitari tra non vaccinati e malattia, la regione potrà contare sul supporto dell'esercito, e se in Italia la campagna vaccinale sta andando bene, meno bene in regione, dove si stanno aprendo le terze dosi per gli over 40. Da lunedì 22 sarà possibile prenotarsi nella fascia
over 40 come è stato stabilito dalla gestione commissariale, e tutti quanti insieme dobbiamo far comprendere quanto la somministrazione della terza dose sia un aspetto molto importante. Si terrà ad inizio settimana prossima l'incontro richiesto dal Presidente della Conferenza delle Regioni del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con il Governo per studiare le strategie di Roma sulla lotta alla quarta ondata pandemica. Un incontro che servirà a chiedere i controlli al confine. Il governatore a Radio 1 ha anche raccontato delle quotidiane minacce di morte che riceve dai Novax. Controlli rafforzati ai confini con Austria e Slovenia, campagna vaccinale, ospedalizzazioni e chiusure. Sono questi alcuni dei temi che il governo affronterà inizio settimana prossima con il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Con il governo ci incontreremo lunedì o al massimo martedì, ha detto Fedriga a Radio 1, dicendosi preoccupato del tasso di ospedalizzazione. Il Friuli Venezia Giulia è infatti la prima regione d'Italia a superare contemporaneamente la prima soglia di rischio in aree mediche e terapie intensive. Le nostre proposte sono di tutelare salute ed economia, prosegue Fedriga, e siamo aperti a discutere le soluzioni migliori. Già solo l'ipotesi delle chiusure sta mettendo in difficoltà delle aree turistiche, con la gente che annulla le prenotazioni. Il governo è disponibile ad incontrarci, l'arma del vaccino ci sta proteggendo dalle ospedalizzazioni e l'idea è che chi è vaccinato ha già avuto la malattia non subisca gli effetti delle misure di restrizione. Abbiamo il 15% delle persone non vaccinate, ma queste da sole comportano il 70% delle ospedalizzazioni. Il presidente regionale chiude poi sulla questione confine che molto ha penalizzato Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. È un'opera di tutela senza volerci chiudere ma per proteggere i nostri cittadini. La zona arancione sarebbe drammatica per l'economia. Abbiamo chiesto di fare il controllo dei Green Pass ai confini. La Slovenia ha pochissimi vaccinati e l'Austria è una delle zone d'Europa dove il contagio sta maggiormente dilagando. Il presidente della regione ha poi aggiunto: ricevo quotidianamente minacce da parte dell'estremismo antiscientifico Novax. Vorrei dire a queste persone che non mi diverto a parlare di restrizioni, mi additano come se io fossi il nemico, minacciando di ammazzarmi. Non mi improvviso virologo, la competenza degli organi scientifici internazionali, conclude il presidente, dice che l'unica vera soluzione è il vaccino. 5 i decessi registrati ieri per Covid, tra questi anche Igor Devetac, titolare di un bed and breakfast. Devetac, che non si era vaccinato, è morto venerdì mattina nella sua abitazione a Padriciano, dove combatteva contro il Covid nella convinzione che le cure in casa fossero sufficienti per resistere al coronavirus. Invece l'improvviso aggravarsi delle sue condizioni non gli ha lasciato scampo. Il Friuli Venezia Giulia è una regione che ha tutti gli elementi per essere infiltrata dalla criminalità organizzata. Negli anni abbiamo trovato gruppi di persone che hanno riciclato i loro proventi di attività illecita in attività del Friuli Venezia Giulia. Oggi non c'è una struttura organizzata che ha il controllo del territorio. In Friuli Venezia Giulia abbiamo gli anticorpi, però dobbiamo conservarli. Lo ha affermato Giacomo Moroso, capo della direzione investigativa antimafia Friuli Venezia Giulia, a margine di un incontro su mafia e anticorpi della consapevolezza oggi all'Università di Trieste. L'attenzione quindi rimane alta anche in vista dei fondi in arrivo col PNRR, soprattutto per quanto riguarda il porto di Trieste. Abbiamo, ha spiegato Moroso, assieme alla Prefettura e all'autorità giudiziaria, degli enti che sono deputati a questo tipo di controllo, che hanno instaurato dei protocolli d'intesa con il Comune, la Regione e l'autorità portuale in modo tale da poter censire, controllare e analizzare tutti i soggetti che entreranno in qualsiasi modo in contatto con questi investimenti. Voltiamo pagina, una nuova postazione per un defibrillatore in città. Torniamo a Udine. Questa mattina in Sala Iace, a Palazzo d'Aronco, si è svolta la cerimonia di consegna di un defibrillatore automatico esterno donato alla comunità di Udine dall'associazione dilettantistica Motoclub Morena. L'apparecchio salvavita è stato consegnato al sindaco Pietro Fontanini e sarà collocato in prossimità dell'infopoint di Promoturismo FVG in piazza Primo Maggio. Oltre al sindaco, la specialista in anestesia e rianimazione Elio Carchietti, c'era anche il vice sindaco Loris Michelini,
E ritornando a Carchietti, che si è distinto per il suo lavoro in terapia intensiva al pronto soccorso e poi al 118 del soccorso regionale, il viceprefetto Sandra Cavalieri e il consigliere regionale Di Berti. In questa occasione il Moto Club udinese ha deciso di ufficializzare anche la data della quarta edizione del Motoraduno Nazionale Città di Udine, che si terrà dal 24 al 26 di giugno 2022. Le parole di ringraziamento del sindaco Fontanini: questa iniziativa vi qualifica e vi fa onore. Desidero ringraziare a nome della città e di tutto il popolo friulano il Moto Club Morena e tutti i suoi iscritti per il dono di questo strumento salvavita che dimostra non solo il radicamento di questa realtà associativa alla nostra comunità, ma anche lo spirito di solidarietà e l'attenzione alla tutela del più debole che da sempre la caratterizza. Non posso che ringraziarvi per il lavoro che avete svolto. Bene, era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale regionale. Noi torniamo molto volentieri alle 19. Continuate a seguirci. Un saluto alla regia di Martina Beraldo.